Desidero avere un incontro chiarificatore con gli ultra al mio ritorno ad Agrigento. Marcello Giavarini pronto ad intervenire per incontrare il gruppo di tifosi bianco-azzurri che sabato scorso, al termine della gara di campionato persa in casa contro il Rende, avevano contestato Silvio Alessi. Un comportamento non gradito dallo stesso Alessi che a caldo si è detto pronto a mettersi da parte. C'è poco da contestare con una squadra che ha perso la prima di campionato a Matera con una prestazione, a mio modo di vedere, buona e con una prestazione in casa che è stata viziata da 2 tiri da fuori con una deviazione eccetera. La squadra io non penso che abbia giocato così male, la squadra per 70 minuti ha tenuto il campo, è stata in netta supremazia, quindi non penso che ci possa essere i motivi per una contestazione così dura. Poi se ci sono altre motivazioni che spingono i tifosi, più che i tifosi direi una parte dei tifosi, a contestare chi per 6 anni ci ha messo la faccia, ci ha messo i propri soldi, ci ha messo il proprio tempo, vuol dire che di calcio io ho capito poco fino ad oggi. Se poi questo è il riconoscimento e la riconoscenza che c'è nel mondo del calcio, ne prendo atto e vedremo un po' nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per poter continuare questa avventura mia personale. Io parlo a titolo mio personale, se ci sono le condizioni per poter continuare questa avventura, oppure rimettere la squadra nelle mani di chi oggi si sente in grado e potrebbe essere nelle condizioni di poterla portare avanti. Immediata la levata di scudi nei suoi confronti di società e staff tecnico. Adesso a prendere posizione il presidente e azionista di maggioranza, il quale si affretta a esprimere massima solidarietà ad Alessi, ma non solo. Giavarini afferma: sono a conoscenza dell'operato di Alessi per il bene dell'Akragas e posso confermare senza ombra di smentita che è la persona che più mi è stata vicina nel portare avanti il progetto Akragas anche economicamente nel cammino in Lega Pro. Alessi si occupa di Akragas anche nel tempo libero a disposizione. Lo invito di cuore a riflettere, sono ancora le parole di Giavarini, a restare in sella e a non lasciare la carica di presidente. Le sconfitte non piacciono a nessuno e capisco anche la posizione dei tifosi nel volere criticare, ma le critiche devono essere costruttive. Invito la società e i tifosi a unirsi tutti per il bene dell'Akragas, perché solo uniti si esce vincitori, è il messaggio che lancia Giavarini. E intanto c'è da pensare alla terza gara di campionato, quella contro il Monopoli. I biancoazzurri fermi al palo in classifica. Ieri pomeriggio gli ordini di mister Raffaele Di Napoli e del suo staff hanno lavorato sul manto erboso dell'Esseneto, a parte solamente Scrugli e Rotolo, mentre il neoacquisto Giuci ha svolto un allenamento personalizzato. Anche oggi doppia seduta di allenamento, sempre all'Esseneto.